Amici sportivi amanti del futsal, una buona sera da Andrea Martucci. Siamo così collegati in diretta streaming dal Pala Dosson di Caser per la 7ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 per commentare per voi la partita tra i padroni di casa della Came e la Feldi Eboli. La Came Dosson calcio a 5 torna a giocare tra le mura amiche del Pala Dosson dopo uno stop dovuto al Covid-19 in casa bianco-blu e 2 successive trasferte, una in casa dell'Aniene con sconfitta e poi il pareggio a Matera. I campani guidati da Mister Ricker arrivano a Dossono dopo la sconfitta nell'ultimo turno dell'Acqua Sapone e cercheranno di difendere il quarto posto proprio della Came Dosson, che in caso di vittoria andrebbe a quota 10 punti. Allora andiamo a leggere i due roster messi a disposizione quest'oggi dai due allenatori. Per quanto riguarda la formazione ospite, col numero 2 abbiamo Moura, con il 3 Dalcin, con il 4 Romano, col 9 Caruso, con il 10 Amichino, con l'11 Tres, con il 12 Lielmi, col 13 Bissoni, col 19 Pasculli, con il 21 Ciano, col 24 Caponigro e con l'87 Canavarro. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, con l'1 Pietrangelo, col 2 Belsito, col 5 Azzoni, col 7 Denner, con l'8 Guerani, col 9 Giuliato, col 10 Juan Fran, col 12 Ciappa, con il 15 Bertoni, con il 18 Ronzani, con il 20 Tiago Grippi, col 21 Morilio, col 22 Ditano e col 28 Espindola. Gli arbitri sono Giulio Colombina di Bassano del Grappa, Elena Lunardi di Padova e al crono Michele Ronca di Rovigo. Si è abbassata la musica ed ecco l'inizio del match con i padroni di casa in possesso della palla e con la possibilità quindi di gestire la prima azione, di costruirla da parte dei ragazzi di Silvio Rocha, ma il pallone recuperato dalla formazione del quintetto salernitano, che quest'oggi veste con un completo bianco, anche se il team ha i colori rosso e blu. Il fraseggio, il lancio a cercare Giappa, l'anticipo di Romano, poi c'è il tentativo da parte di Tiago Grippi con questa prima iniziativa in attacco della formazione di casa.
qua presente bene, la camera presente bene e la mano. Deve essere o sull'Unix o sul cavo di trasmissione la camera.
colpo di testa con le mani, il pallone ripreso. Tiago Grippi, Giappa, Murillo porta avanti il pallone, la chiusura ottima di Camponigro, c'è Bissoni, però prova da solo il numero 24 della Feldi, la risposta con i piedi da parte di Pietrangelo che mette il pallone in rimessa laterale. Prova ancora dalla lunga distanza la Feldi con Bissoni, il pallone questa volta finisce direttamente sul fondo ed ecco che fa il suo esordio in questa partita col numero 8 della Kame Ugherani, l'anticipo proprio su di lui con il pallone che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Non si trova più il pallone, vediamo che il crono lo fornisce qui dal tavolo. E riparte il cronometro, sono passati esattamente 6 minuti di questa partita, quindi ne mancano 14 al termine del primo tempo. Ugherani, Juan Fran, anche lui messo in campo da Silvio Rocha. Tiago Grippi, Juan Fran ancora se ne va via bene, Tiago Grippi fronteggiato da un avversario che non gli lascia spazio, non gli lascia la visuale, ancora una volta gli recupera il pallone proprio Tres che cerca il servizio sulla sinistra, la chiusura in fase difensiva della Kame. Tres non ha lasciato spazio a Tiago Grippi che nell'occasione è stato anche anticipato nel suo avanzamento, riproponendo così la Feldi Eboli in avanti. Parte e sulla selva di gambe all'ultimo secondo, l'ultimo istante, vede l'arrivo del pallone Pietrangelo calciato da Camponigro, dal numero Camponigro. Intanto c'è ancora la possibilità in avanti da parte della formazione ospite. Altra deviazione in questo tentativo. Parte il tiro, ancora la ribattuta con la Kame che riprova e il gran sinistro al volo da parte di Ugherani, l'applauso di quello che è, chiamiamolo pure pubblico, diciamo della parte della dirigenza dei componenti della Kame d'Ossona che possono assistere alla partita. Bel sito per Ugherani. Ancora bel sito, Juan Fran, Ugherani preso in controtempo, c'è un fallo di Belsito sul numero 13 Bissoni, si tratta del primo fallo in questa partita da parte della Kame. Belsito spiega, sta parlando con Elola Lunardi che non sente vuole sentire altre motivazioni e da parte del capitano della Kame spiegazioni di quello che è successo secondo lui nel campo. E comunque è arrivato a 12:56 dal termine del primo tempo questo calcio di punizione. La barriera formata appunto, fatta arretrare da Juan Fran, sul primo palo c'è Ugherani, poi davanti praticamente a Pietrangelo c'è Belsito e c'è anche numero 20 Tiago Grippi al limite dell'area piccola di rigore, e larghi da una parte e dall'altra i giocatori della Feldi Eboli. Parte questo tentativo, il pallone rimane lì, ci sono le proteste
da parte minimamente accennate, forse per un tocco, e si riprende intanto con Thiago Grippi. Su di lui c'è Canabarro, Belsito, Ugherani, Belsito si porta avanti il pallone e finisce praticamente davanti alla nostra postazione con la rimessa in gioco da parte di Thiago Grippi, e la nostra visuale è un po' coperta dallo staff tecnico della Feldi Eboli, e nel frattempo parte il destro di Thiago Grippi con la risposta ottima da parte di Dalcin. A 12:24 Juan Fran non trova la porta, neppure la deviazione che poteva esserci di un proprio compagno. Ecco Canabarro, pallone portato avanti da Romano, prova il sinistro e di pochissimo non trova l'assistenza di Moura. Sul secondo palo non è riuscito a raggiungere. Per scrivere e basta però. Intanto Canabarro, parte il pallone alto, trova il soffitto, nulla di fatto in questa fase d'attacco. Sono sostanzialmente passati 8 minuti di gioco, con il risultato che vede la Feldi Eboli in vantaggio per una rete a 0 realizzata da Dani Chino. Colpo di testa di Moura. La Feldi Eboli sta mettendo in grosse difficoltà in questa partita la Kame. Giappa, pallone lanciato non in maniera positiva dai giocatori della Kame, in maniera costruttiva in questo caso, quindi sfera recuperata immediatamente da Romano. Eccolo qui il capitano per il giocatore che ha realizzato per ora il gol che mantiene in vantaggio la compagine salernitana. Non riesce a costruire in maniera positiva questa volta il proprio fraseggio in fase di costruzione la Feldi Eboli. Pallone portato in avanti ancora dalla Kame con questa rimessa laterale. Belsito, Murillo, Belsito, pallone alto che va a finire in tribuna. Ancora un nuovo tentativo da parte della Kame di uscire dalla pressing della Feldi, che non è andata in maniera positiva. 11:20 al termine del primo tempo. Ripetiamo sempre quanto manca, anche perché non avete la possibilità di vedere direttamente il cronometro durante la nostra telecronaca. Quindi spesso e volentieri nei commenti di chi ci segue si chiede sempre l'aggiornamento del tempo, di quanto manca, a che minuto siamo, e quindi spesso e volentieri io lo ripeto. Romano, Moura, Canabarro, ancora gestione della palla, gli applausi che provengono anche dalla panchina della formazione Campane. Poi c'è Moura che viene messo giù e c'è il secondo fallo commesso da parte della compagine locale della Kame. Due falli della Kame, uno quello della Feldi Eboli. Murillo, lancio per Giappa che non riesce ad orpionare bene il pallone.
scuote la testa il numero 12 della formazione di casa. È il contrasto tra Ciano, poi perde l'aggancio Romano che riesce a proteggere il pallone nel successivo tentativo di passaggio da parte di Giappa verso Murillo. Il capitano della Feldi all'indietro per l'ultimo giocatore di movimento che era a disposizione. Intanto c'è un contatto tra Belsito e Canavarro, dall'altra parte la chiusura di Pietrangelo. Belsito, Giappa, largo sulla sinistra, c'è la possibilità di mettere il pallone in mezzo, però nel frattempo il pallone è finito fuori. C'è la richiesta da parte della panchina nei riguardi del crono di chiedere il fallo. Nulla di tutto questo, nessuna situazione disciplinare in più di quanto è stata valutata direttamente da parte degli arbitri. Il tiro dalla lunga distanza del numero 5 Azzoni. Intanto c'è Giulio Colombin che sta parlando con la panchina della Feldi a 9 minuti e 27 secondi dal termine del primo tempo. Intanto c'è la necessità di pulire il parquet qui del Palla Dosson. Intanto continua così la fase di chiarimento tra l'arbitro e la panchina della Feldi Eboli. Si riprende il gioco con Giappa che chiude la linea di passaggio provata dal giocatore ospite. Dalcin non riesce a mantenere in campo il pallone. Non era molto d'accordo Tres, ma la signora Lunardi di Padova ha stoppato immediatamente le proteste. E Spindola con l'esterno Operazioni. Giappa al lungo lancio, l'anticipo di Dalcin con le mani in uscita, poi riprendere il gioco della Feldi Eboli, però c'è il pressing sui portatori di palla da parte della Came che però non guadagnano nulla di importante con il pallone che finisce sul fondo, ma a beneficio proprio della formazione ospite. 8:50 al termine della prima frazione di gioco, con i campani in vantaggio per 1-0. Sostanzialmente dopo poco più di un minuto si è sbloccato il risultato con il tentativo da parte di Spindola di rilanciare, e il pallone è finito tra i piedi del numero 10 della Feldi, che ha avuto la possibilità quindi di sbloccare il risultato a favore della propria formazione. Poi ancora la Feldi ha avuto altre occasioni, diciamo che tutto sommato sta meritatamente in vantaggio la formazione ospite, e ci riprova ancora dalla lunga distanza Spindola, che questa volta rispetto alle altre volte ha trovato lo specchio della porta, ma c'è stata l'opposizione dell'estremo difensore Dalcin. Con il numero 3 è proprio il giocatore in possesso della palla in questo istante, che la serve a Ciano. La deviazione in rimessa laterale a 8 minuti e 07 dal termine del primo tempo, e questa volta la Came raccoglie questa possibilità di rimanere in avanti.
Il classico tentativo ormai che conosciamo bene dalla rimessa laterale di tirare verso la porta, questa volta ci ha provato Murillo. Bertoni si allarga questa volta Murillo, dietro c'è Espíndola, il numero 28, che riceve sul cerchio centrale del campo il pallone. Murillo cerca di saltare Caponigro, Vincenzo Caponigro, nato proprio a Salerno nel 97, giovane giocatore a disposizione dello staff tecnico della formazione campana, un uomo del territorio, come si usa dire. Intanto c'è stato un fallo commesso dalla formazione ospite, quindi 2-2. Parte Spinola ancora una volta, guarda la distanza che non era evidentemente corretta, ne parla con l'arbitro. Giappa cerca di girarsi, Giappa, poi Bertoni, e c'è il fallo con il cartellino giallo per Bertoni a 7 minuti e 39 secondi dal termine del primo tempo, con i locali che hanno commesso sino ad ora 3 falli contro i 2 da parte degli ospiti, quindi ancora ben lontana la situazione di bonus per quanto riguarda i falli, dell'eventuale possibilità del tiro libero. Riprende il gioco Romano, il capitano, lungo rilancio per Ciano, Bissoni, Romano, Bissoni, e recuperato il pallone da Tiago Grippi, e poi la chiusura in difesa. Tiago Grippi, il stop di petto, mette il pallone a terra, il numero 20, e Spindola. Vediamo se prova il tiro, e Tiago Grippi non gli lascia spazio la Feldi per il suo eventuale tiro. Giappa non riesce a gestire bene il pallone, cade a terra e ci becca anche il cartellino giallo. Proteste per il fallo commesso da Giappa, c'è Sergio Romano che protesta per quello che è stato l'intervento ritenuto lontano da quello che dovrebbe essere, diciamo, il fair play tra i giocatori in campo. A 7 minuti e 05, quarto fallo da parte della Came. In pochi minuti la Came ha commesso 2 falli, 4 per la Came, 2 per la Feldi Eboli. Vedremo se il ritmo alto ottenuto dalla Feldi Eboli in questo primo tempo si farà sentire nella ripresa, che sta facendo davvero, giocando a ritmo forsennato in fase anche difensiva. Vedete come stanno molto sotto ai giocatori, e questa volta il fallo commesso da Danichino, l'autore del gol con il quale è in vantaggio attualmente la Feldi Eboli. E intanto c'è il richiamo da parte della formazione di casa con Silvio Rocha per questo time out. Intanto c'è Giappa che sta continuando a discutere con Elena Lunardi, e intanto il pallone viene posizionato nel punto in cui dovrà essere battuto il calcio di punizione, probabilmente da parte del giocatore. Intanto c'è il Silvio Rocha che cercherà di dare delle indicazioni per quanto riguarda il calcio di punizione.
sta per riprendere il gioco con la nostra telecronaca. Intanto vediamo che ci sono le indicazioni da parte di Silvio Roscia con i propri giocatori, con anche dalla parte della Feldi Eboli. Un trio arbitrale tutto veneto quest'oggi. A fianco a noi c'è Michele Ronca che in questo istante dà il segnale di chiusura, diciamo, di questo time out. E intanto Elena Lunardi sta indicando qual è la posizione da dove dovrà essere battuto il calcio di punizione. Un po' furbescamente i giocatori della Feldi Eboli avevano messo il pallone un po' più arretrato. Vediamo, allora, sul punto di battuta c'è Murillo, un po' arretrato c'è Tiago Grippi, spostato sulla sinistra Giappa e anche Ugherani proprio sul secondo palo, un po' nascosto, una barriera addirittura a due. Parte il tentativo da parte di Giappa. Intanto il pallone per Tres, c'è il giocatore della Feldi Eboli che è rimasto a terra. Giappa, parte il pallone con le mani, Dalcin che riprova questo tentativo di rilancio da parte dei propri giocatori a 6 minuti e 09. Bertoni per Giappa, Tiago Grippi, Bertoni, pallone che carambola all'indietro tra le mani di Dalcin. Bel sito, Bertoni. Tiago Grippi, bel sito, Giappa per Ugherani, pallone che è calciato in avanti, recuperato da Pietrangelo. Ugherani, Giappa, pallone che è recuperato, bel sito, Ugherani mette il pallone a disposizione di Romano quando mancano 5 minuti esatti al termine del primo tempo, con il risultato che vede la formazione ospite in vantaggio per 1-0. Ugherani, Juanfran, pallone alto, troppo alto per Belsito, però forse c'è stato un tocco a favore della Came, diciamo, probabilmente è stato Romano a colpire il pallone.
l'ultimo tocco, Thiago Grippi, Juan Fran, Thiago Grippi, Ugherani, Thiago Grippi, bel sito, la carambola a favore della formazione di casa, con Thiago Grippi che attende l'ok da parte del signor Colombin, il fischio proprio a 2 passi dalle nostre orecchie. Ugherani, parte il destro di Ugherani che si infrange sui tabelloni pubblicitari. Moura, la possibilità del sinistro, ancora la chiusura di Juan Fran, cerca di ripartire la Kame con la chiusura di Romano, ancora il servizio per il giocatore, l'anticipo di Belsito, ancora Juan Fran, si gioca molto in velocità. Juan Fran parte il tiro, forse c'è stato l'intervento di Danichino, infatti è così. A 3 minuti e 48 dal termine di questa prima frazione di gioco c'è questa possibilità di rimanere in fase d'attacco da parte della Kame con Belsito. La girata di Ugherani spettacolare, però la chiusura da parte del portiere, dall'altra parte la risposta di Pietrangelo. Il pressing altissimo, ne esce bene la Kame con Juan Fran, l'esterno destro per Belsito, ancora il capitano per Ugherani, allargato sulla destra per Thiago Grippi, salta l'avversario, Thiago Grippi, la chiusura ancora ottima difensivamente parlando della Fel di Eboli, ancora con Belsito, 2 uomini, 3 uomini su di lui, ancora l'occasione che non arriva da gol, poi Belsito e ancora la chiusura di Dalcin che precedentemente probabilmente era stato toccato, poi si è ripreso, si è alzato e ha avuto la forza addirittura di trovare lo slancio giusto per non far infilare dietro le proprie spalle il pallone nella propria rete. 3-0-6 dal termine del primo tempo, ancora con questo forcing della formazione di casa, e intanto c'è questo time out. Anche se forti, forza ragazzi, fuori le mani, Gramosson, dai Gramosson, forza! Mancano 2 minuti e 55 secondi con il pallone che è portato avanti dal numero 21 Ciano.
che guadagna una rimessa laterale. Chiedono un pallone a 2:49 con Romano all'indietro per questo tentativo. Juan Fran viene anticipato dal Cine in uscita. Ugherani, parte il tiro, non trova nessuna deviazione né da parte dei difensori della Feldi Eboli, neppure da parte di qualche giocatore suo compagno, e quindi il pallone finisce direttamente fuori, come finisce praticamente noi siamo con la postazione. Tiago Grippi, Ugherani, bel sito. Ugherani all'indietro per Tiago Grippi. Moura, l'anticipo, poi la lancio in avanti a 2 minuti e 09. Ciano, Romano, Canabarro. La chiusura di Belsito su questo tentativo di passaggio verso Romano, esce Romano, entra Tres, entra in campo anche con il numero 5 giocatore della Came Azzoni. (1:42). Belsito, Murillo, pallone per Murillo, attenzione Murillo, la possibilità, il pareggio da parte di Murillo, ottima combinazione da parte della formazione della Came, che a 1:33 dal termine del primo tempo riesce a portare il risultato di parità. Quindi in apertura c'è stato il vantaggio della Feldi, quasi in chiusura di questo primo tempo la rete della Came, il risultato di parità, sicuramente una notizia positiva per i tifosi di Fede Came Dosson, che hanno la possibilità di vedere la propria squadra probabilmente andare al riposo con il risultato di 1-1 dopo 20 minuti davvero giocati bene dalla Feldi Eboli, che però attenzione con la possibilità addirittura un 1-2 clamoroso da parte della Came a 1:07. Azzoni mette il pallone in rete per il 2-1. Stavamo commentando quanto fosse già di positivo il fatto che la Came fosse riuscita a pareggiare i conti verso il termine di questa prima frazione di gioco, e addirittura in pochissimo tempo e la formazione di casa è riuscita a ribaltare il risultato. E dall'altra parte intanto c'è la risposta da parte di Canabarro con questo tentativo a 51 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Sicuramente esaltante questo finale di primo tempo. Giappa mantiene il pallone all'interno del rettangolo di gioco, lo serve per Azzoni, dall'altra parte sul secondo palo stava per arrivare Murillo alla grande, all'appuntamento con quello che sarebbe stato un clamoroso terzo gol in appena neanche un minuto di gioco. A 1:33 è arrivato il pareggio di Murillo dal termine del primo tempo, a 1:07 dal termine del primo tempo Azzoni, e a 44 secondi dal termine prima dell'intervallo la Came ha sfiorato addirittura la terza marcatura. Bissoni, Tres,
La chiusura di Espindola. 26 secondi al termine del primo tempo. Pallone per Dalcin, parte il tiro che supera abbondantemente la traversa della porta difesa da Pietrangelo, lungo il rilancio con la possibilità di Murillo che aveva provato il tocco sotto al pallone, ma è stato bravo Dalcin a coprirgli lo specchio della porta. 9 secondi, 7 secondi, vedremo se ci sarà l'ultimo tentativo da parte della Feldi a provare il tiro. Parte il tiro e arriva qui la chiusura del primo tempo, con il risultato che vede la formazione di casa in vantaggio per 2-1. All'inizio il vantaggio di Danchino e poi sul finire del primo tempo l'1-2 della Came con Murillo e Azzoni. Per ora è tutto, a risentirci ad inizio ripresa.
Ed ecco il fischio di inizio di questa ripresa con il possesso di palla da parte della Feldi con Romano. Il pallone che finisce fuori dal rettangolo di gioco con Murillo in possesso di palla. Il pallone lanciato lungo, il colpo di testa di Romano, poi ancora da parte di Murillo. La possibilità del sinistro di Murillo con il pallone che finisce sul fondo, con la rimessa con le mani da parte di Dalcin, allarga il gioco sulla sinistra, ancora il pallone per la formazione della Came. Murillo, bel sito, cerca ancora la Came di sfondare sulla parte dell'auto di sinistra, ma riprende la sfera. Forse c'è un qualche protesta da parte della Feldi per questo aggancio in area di rigore verso il giocatore della formazione ospite. Per motivi tecnici durante la ripresa purtroppo non vi potremo aggiornare per quanto riguarda il tempo. Intanto c'è un fallo commesso ai danni del numero 10 Danichino. Il calcio di punizione. Intanto vediamo Tres che si è spostato sulla sinistra, sta parlando con Romano, esce Murillo, entra in campo Ugherani. Vediamo la disposizione delle due formazioni, una in fase in attacco, una in difesa, con Romano che lo vedete qui inquadrato qui sotto la sinistra, che forse cercherà di recuperare il pallone. Intanto però ciabatta un po' questo tentativo di destro. Tres mette il pallone direttamente sul fondo, sarebbe stata un'ottima occasione. Dall'altra parte c'è Giappa, la chiusura di Romano in velocità sul cerchio centrale del campo, il sinistro da parte di Canabarro e con Pietrangelo che ha risposto con i piedi, e poi il pallone finisce in rimessa laterale a favore della formazione campana. Romano, il capitano, prova Danichino a girarsi, una Veronica è riuscita a servire comunque il pallone all'indietro. Romano, circolazione di palla da parte del quintetto rossoblu, pallone messo fuori da Giappa, dal pivot della Came Dosson. La rimessa in gioco con Canabarro, con la circolazione di palla ancora nella propria metà campo. Canabarro porta avanti il pallone nell'87, recuperato per un attimo da Murillo, poi con l'aiuto di un proprio compagno gli ha fischiato troppo sull'orecchio l'arbitro. Vediamo che ci sarà questo calcio di punizione. Bel sito, rilancio lungo, la chiusura al limite dell'area propria di rigore da parte di Dalcin, il sinistro di Canabarro. Ancora una volta il tentativo da parte del numero 87. È cambiata, così diciamo, la visione tattica di questa partita rispetto anche al tenore diciamo per quanto riguarda le azioni di velocità, soprattutto da parte della Feldi Eboli, con un ritmo evidentemente troppo alto da mantenere per l'intero arco della partita. Viene rimesso a posto la pubblicità della Came con il capitano Romano che attende il pallone. Per l'ennesima volta viene lanciato dalla postazione del crono, che per motivi tecnici abbiamo lasciato. Ci dovete scusare se durante la prima frazione di gioco, durante la diretta, non siete riusciti ad ascoltare la telecronaca.
Murillo non riesce ad arpionare il pallone. Canabarro, lungo rilancio, arpione il pallone, però attenzione alla possibilità da parte della Feldi con Canabarro, se non vado errato, e l'ottima chiusura da parte di Pietrangelo che è riuscito a distendersi per coprire lo specchio della porta come di consueto fa lui, aprendo anche gli arti inferiori. Sostituzione, entra in campo Bissoni, va in panchina quindi il giocatore della Feldi Eboli. Una serie di sostituzioni continue ovviamente per dare spazio e circolazione con forze fresche. Alza la parabola l'estremo difensore della Feldi dal CIN su questa battuta da parte di Espindola. Dal fondo il corner, Tiago Grippi, parte il sinistro del numero 20 della Came. Ancora la possibilità con Tiago Grippi che viene messo a terra sulla linea mediana del campo. Dovrebbe essere il secondo fallo da parte della formazione ospite, il terzo. Comunque calcio di punizione vedremo lo schema da parte della formazione della Came. Murillo lascia il tentativo diretto che si spegne sul fondo da parte del compagno e quindi si riprenderà il gioco con questa rimessa con le mani. Era stato Espindola che poi ha lasciato che il pallone finisse sul fondo. Dall'altra parte con ancora questo tentativo di allungare un po' le squadre con Giappa che non è riuscito a far suo questa ultima possibilità lanciata dalle retrovie dai propri compagni. Cade a terra ancora una volta un giocatore della Feldi e c'è questo calcio di punizione. Diversi i falli commessi in questa prima parte della ripresa rispetto a quello che si era visto durante l'inizio della partita. Sul punto di battuta vediamo Danichino, qui sotto c'è con il numero 4 Romano, un uomo della Feldi Eboli a disturbare un po' il portiere. Parte il tiro e forse c'è stata una deviazione e c'è Silvio Roscia, il coach della Came, che sta dando indicazioni. Mancano 16 minuti e 59 secondi al termine, lo vediamo dalla telecamera, e intanto sul primo palo c'è l'intervento risolutore nella difesa della Came. Ancora c'è un contrasto in area di rigore con Tres che si lamenta con il duo arbitrale e poi un tentativo velleitario con la conclusione che finisce abbondantemente fuori della porta difesa da Pietrangelo, che con le mani rilancia in avanti. Bel sito, arpiona bene il pallone, attenzione l'anticipo su Giappa da parte della difesa della Feldi. Giappa si fa dare il pallone, lo dà al proprio compagno di squadra Tiago Grippi. Murillo, Tiago Grippi
il destro per Belsito e poi il pallone pericoloso all'interno dell'area di rigore della Feldi, che però può ripartire con Romano, che con una Veronica si libera di un paio di avversari, può costruire la sua azione d'attacco con Ciano. Romano, poi il pallone non controllato con la mano da parte di Pietrangelo e successivamente ci riprova ancora la Feldi Eboli con la sfera che finisce sul fondo. Murillo cerca di anticipare il giocatore che lo stava marcando. Romano un po' troppo in avanti, il pallone gli è finito dietro le spalle, si dispera un po' il capitano della Feldi. Murillo, Tiago Grippi, lungo il rilancio, il colpo di testa di Giappa che finisce proprio sotto dove è posizionata la telecamera. Tres, Ciano sulla destra, ora ci prova nuovamente la compagine salernitana, rimane in zona d'attacco comunque la Feldi Eboli. Una partita ovviamente ancora molto aperta visto il risultato. Avete visto come le cose siano cambiate veramente in pochissimi secondi. Intanto c'è il pareggio da parte della Feldi Eboli. Con il numero 21 Ciano, l'avevamo appena detto, e quindi il risultato di 2-2. Si è aggiornata anche la grafica con il risultato ora di 2-2 con la rete realizzata da Ciano, e quindi tutto da rifare sia da una parte che dall'altra. Risultato in equilibrio. Aveva fatto maggiormente la partita in questi ultimi minuti di gioco, diciamo, la Feldi Eboli, che ha avuto la possibilità in questo caso di combinare in maniera positiva per trovare la rete del pareggio. Tanto cade a terra un giocatore e c'è un cartellino giallo ad un componente della panchina, credo che sia Pasculli, almeno gli arbitri stavano parlando con il giocatore. Vediamo che l'arbitro Giulio Colombina fa segno ai componenti della panchina della squadra ospite di rimanere seduti. Risultato di 2-2, quindi qui al Paladosson. La ripresa del gioco con Caponigro, pallone che è finito in rimessa laterale a favore dei rossoblù. Cercato l'anticipo Giappa sul passaggio verso Tres, non è riuscito comunque il pivot della Cama a mantenere il pallone in campo. Ancora la chiusura di Grippi, con calma la Feldi rimette in moto il proprio portiere Dalcin, lungo rilancio, questa volta sorvola la traversa di Pietrangelo. 14:55 ci è parso di scorgere dal tabellone. Il risultato di 2-2, è appena passato poco più di 5 minuti di gioco effettivo in questa ripresa. Pallone che si alza a campanile, la impresa alta Dalcin,
recupera il pallone, poi con le mani lo dà ai propri compagni, cerca il traversone in mezzo il giocatore della Feldi Eboli, con l'intervento risolutore sul primo palo da parte di Pietrangelo, che concede l'angolo. Sul secondo palo il tentativo da parte di Tres, poi il tiro di Ciano, e si rimette in gioco Ugherani che recupera il pallone, addirittura 3 giocatori su di lui, e si riprende sul settore di sinistra Camponigro la possibilità di portarsi in avanti, ma il pallone finisce fuori, gioco fermo. Abbiamo visto un cartellino giallo estratto dall'arbitro, però non sappiamo a chi sia indirizzato. Purtroppo non abbiamo la visione totale di tutto quello che sta succedendo sul campo. Camponigro mette il pallone in moto, sfera gestita dalla formazione ospite. Bel sito. Recupera la palla il quintetto campano con Ciano. Camponigro cade a terra, se non erro si tratta del numero 24, vado ad intuizione. Intanto c'è la necessità di un altro pallone, l'assenza del pubblico purtroppo si vede anche da questa situazione, che quando il pallone finisce in tribuna non c'è nessuno che immediatamente possa raccoglierlo e rimetterlo in campo. La sfera gestita sulla sinistra dalla parte della Came, rientra in campo Romano, poi anche Moura. Se ne rimane nei pressi della panchina il numero 10 Danichino, che entra ora in campo al posto di Ciano, che si va ad accomodare. Ugherani chiede dove esattamente deve essere posizionato il pallone perché possa essere rimesso in gioco. Bertoni intanto è entrato in campo, la chiusura di Dalcin che finisce dall'altra parte sul fondo. Vedremo da dove verrà messo in gioco il pallone, infatti è tra i piedi di Pietrangelo, che con le mani lo dà ai propri compagni. Bel sito con un tocco bello di tacco, lo scambio con Bertoni. Juanfran per Ugherani, si allarga bel sito per provare il passaggio in mezzo dove si era portato Juanfran in area di rigore della Feldi, e poi attenzione, bello il tiro da parte di Bertoni che costringe Dalcina, una bella parata a mettere il pallone sul fondo con questo angolo battuto da Belsito, respinge la difesa della Feldi che con Romano fa carambolare proprio il pallone addosso a Bertoni. Romano finisce fuori dal campo. Bel sito, Ugherani, bel sito, si fa vedere Bertoni, il passaggio all'indietro per bel sito e la sfera finisce fuori. Non una fase diciamo esaltante della partita, si va a strappi con la rimessa in gioco Bertoni.
lungo rilancio, il pallone a campanile. 12 minuti e 30 al termine della partita, con il risultato di 2-2. Ricordiamo la sequenza delle marcature: prima il vantaggio a inizio, tanto attenzione con questo traversone sul quale Bertoni non è riuscito a arrivare all'appuntamento sotto porta per mettere il pallone in rete, per far sì che la Camera potesse tornare nuovamente in vantaggio. Stavo dicendo, inizio di match a favore della Feldi, poi prima del riposo l'1-2 della Came, e a inizio ripresa il pareggio della Feldi, che cerca di riportarsi nuovamente in attacco con questo nuovo tiro da parte del numero 2 Moura. Stiamo andando verso, diciamo, l'ultimo quarto di partita. Vedremo dal punto di vista tattico quali saranno le intenzioni dei due coach, se ci sarà qualcuno che proverà addirittura il portiere di movimento, ma in una situazione di parità ci sembrerebbe strano, anche se Silvio Rocha spesso e volentieri adotta il power play soprattutto più per mantenere il possesso della palla più che per attaccare. Ma vedremo quello che succederà verso la fine di questo match. Ha sbagliato il posizionamento del pallone, quindi si cambia. Tanto c'è il giocatore Juan Fran che discute con l'arbitro. Si deve riprendere per l'ennesima volta il gioco dal punto dove si era fermato prima il gioco. Ancora la possibilità di rilancio sbagliata, questa volta della compagine. 11:33 al termine del primo tempo, scusate, della partita. Abbiamo trovato anche un escamotage per potervi dare l'aggiornamento del tempo a quanto manca, molto utile visto e considerato che non abbiamo la possibilità di mostrarvelo direttamente su schermo. Lancio finito direttamente in tribuna, quello della Feldi. La rimessa in gioco, vediamo Bertoni, circolazione di palla, Murillo che intendeva il servizio verso Bertoni, che però si era già fermato e non ha accelerato. Dalcin, autore di qualche bella parata, in particolare una durante il primo tempo nella quale è riuscito a togliere il pallone dallo specchio della porta. Nel frattempo eccola qui un altro intervento di Dalcin sul tiro di Bertoni, e pallone di Bertoni all'indietro, però era lungo rilancio di Pietrangelo che ha cercato di evitare che finisse fuori, ma alla fine ha spedito il pallone sopra il tetto e quindi si riprende con la rimessa laterale. L'arbitro fa ripetere. Arriva il fischio. Dalcin, lungo rilancio, pallone raccolto da Pietrangelo, dato con le mani ai propri compagni. La chiusura su Giappa. Giappa sino ad ora non è riuscito a rendersi pericoloso in maniera efficace, nel senso che non è riuscito comunque a trovare la rete. Giocatore sempre importante per quanto riguarda lo score delle marcature della formazione della Came Dosson.
il conteggio da parte dell'arbitro. Sul 2 c'è il pallone che parte e viene messo in moto dai giocatori della Feldi. Ora c'è Ciano, cade a terra per l'intervento ritenuto falloso di Giappa sul numero 13 Bissoni. Attenzione perché c'è anche qualche giocatore della Came come della Feldi che ha preso il cartellino giallo, e una doppia ammonizione potrebbe veramente costare cara ad una delle due formazioni. Ecco, vediamo Giappa che cade a terra, l'arbitro fa segno che è tutto regolare, si riprende semplicemente con una rimessa. Murillo, Bertoni, Murillo, pallone ancora in possesso di palla dei bianco-blu, ha provato ad intercettare questo passaggio Ciano, si dispera un po' il numero 21 Bertoni. Piroetta all'indietro, Pietrangelo da parte di Murillo, Pietrangelo mette a terra bene il pallone, questa volta Giappa, su di lui c'è la massima attenzione sul pivot. Murillo, parte il tiro centrale, non riesce a tenerlo però tra le mani Dalcin, e quindi dà l'opportunità alla formazione ospite di provarci un'altra volta. Mancano 9 minuti e 29 secondi, siamo quindi entrati pienamente nell'ultimo quarto della partita. Pietrangelo, non facile questo rinvio, datogli così il pallone un po' troppo all'improvviso, però è stato comunque bravo l'estremo difensore della Came. In pressing vediamo Espindola, recupera il pallone Azzoni, viene messo a terra, vediamo si becca il cartellino giallo, il numero 21 Ciano, autore della rete del pareggio. Murillo ancora continua a parlare l'arbitro Giulio Colombina con la panchina della Feldi Eboli. Murillo, attenzione, questo tentativo con la solita possibilità sotto porta da parte di un proprio compagno, infatti specie Giappa. Eccolo qui, comunque è servito il numero 12, cerca il controllo, non riesce a superare il diretto avversario. Murillo, Azzoni coraggiosamente mette il suo corpo sulla traiettoria Canabarro e comunque permette alla Came di mantenersi in attacco. Si fa vedere Azzoni in area di rigore, poi parte il tiro di Giappa troppo alto, sconsolato un po' il numero 12 della formazione di casa, risultato di 2-2. Se il risultato dovesse rimanere così com'è sarebbe il secondo 2-2 consecutivo da parte della Came. Riparte, intanto c'è tutto corretto da parte dell'arbitro, vedete come si è alzata la panchina della formazione ospite. Noi da questa postazione non possiamo di certo valutare l'entità del contatto. Intanto c'è Azzoni, e riparte di rimessa la Feldi, pallone però lanciato troppo lungo da Tress, impossibile da raggiungere
dal compagno di squadra. Pietrangelo per Tiago Grippi, nuovamente ripartirà dal proprio portiere l'azione della Kame, visto che il pallone è finito sul fondo, con le mani Murillo. Pallone recuperato da Tiago Grippi, dato nuovamente al compagno con la maglia numero 21. Si cercano in velocità i giocatori, c'è comunque un pressing molto sempre fastidioso per i portatori di palla. 7:43 per i portatori di palla della Kame, 7:43 al termine della partita. Scivola dal Cin, tra le braccia di Pietrangelo il pallone, in velocità ha cercato di ripartire dalla Kame, cercando di servire sulla sinistra Tiago Grippi, ma il pallone poi finisce fuori con molta calma, cercando di riprendere un po' il fiato da parte di entrambe le due formazioni. Viene rimesso in gioco il pallone recuperato da Tiago Grippi, cerca il sombrero Murillo, non si fa superare Romano, il capitano della formazione ospite. Tiago Grippi, e sul primo palo non si fa sorprendere dal Cin, che si è buttato a terra. Il pallone lo ha controllato in quella maniera il numero 3, con la maglia numero 3, il portiere della Feldi. Romano, circolazione di palla abbastanza veloce della Feldi, che prova a trovare spazio con la Kame, che ora si è chiusa all'interno della propria metacampo. Ora prova ad uscire in pressing scusate, Murillo, il pallone sulla sinistra, e poi mantiene in campo Pietrangelo sul primo palo. Tanto ci sono problemi di crampi per il giocatore della Feldi. L'aiuto anche, mancano 6 minuti e 19. Si recupera sia dalla parte che dall'altra un po' la fatica. Si rialza Danichino, l'autore del primo gol in assoluto di questa partita. I falli 4 per parte, quindi al prossimo una delle due andrà al quinto, e quindi diciamo a concludere il bonus. Quindi attenzione anche al fattori falli, 4 per parte. Juan Fran non arriva in maniera perfetta il pallone sulla banda di destra, sull'out di destra rispetto al fronte d'attacco della formazione di casa. Bello questo passaggio, attenzione, perché Romano a tu per tu con Pietrangelo ha avuto davvero una bella palla gol proprio a disposizione il capitano della Feldi Eboli. Un'ottima occasione per portare in vantaggio la propria formazione, il tutto nato da una bella azione in uscita dalla propria metacampo. Ancora una volta Juan Fran ha qualche problema a gestire il pallone, poi c'è la rimessa in gioco a favore della Kame. Vedete come la formazione ospite
cerca sempre di tenere il pressing alto con Romano in particolare, che dà noia al capitano, all'altro capitano della partita. Intanto Moura salta 2 avversari e ottimo poi l'intervento di Ugherani per togliere la possibilità al numero 2 della Feldi Eboli di andare tranquillo a tu per tu con Pietrangelo. Davvero una buona occasione costruita dalla formazione ospite, che ci sembra più propensa a costruire maggiormente azioni d'attacco pericolose, però questo non vuol dire nulla perché sappiamo bene come sia il futsal. Però comunque in questa ultima fase della partita vediamo una Feldi Eboli che ci sta credendo, che ha la possibilità e la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Attenzione Romano cerca di saltare Tiago Grippi che gli mette il pallone fuori. Ancora Ciano, la chiusura di Ugherani e c'è la rimessa in gioco. Secondo Ugherani l'ultimo tocco era stato di un giocatore. Mancano 4 minuti e 52. Lo vediamo anche ora direttamente da questa ripresa con il tabellone del cronometro e dei falli. Vedete 4 per parte. Sull'angolo in alto a destra il rimpallo che colpisce il giocatore della Kame. Ci vuole massima concentrazione perché ovviamente prendere gol sia per l'una che per l'altra squadra in questa fase della partita sarebbe difficile da recuperare. Intanto esce Ugherani, pronto al suo posto Azzoni, largo sulla destra, non gli arriva il pallone. Giappa rientra in campo al posto di Belsito. Rimessa laterale per Azzoni. Giappa, Tiago Grippi, pallone lasciato per la corrente Tiago Grippi da Juan Fran, ma il numero 20 non è riuscito ad arrivare giusto all'appuntamento con il pallone, che ora è tra i piedi dei campani, che cercano di uscire bene dal pressing ottimamente con questa triangolazione. Attenzione, la chiusura da parte di Juan Fran in fase difensiva arrivata ottimamente. Intanto esce il numero 10 ed entra col numero 28 Espindola. Tiago Grippi, Espindola, c'è un contatto giudicato a norma di regolamento corretto da parte degli arbitri, un intervento su Giappa. Prosegue la partita, vediamo ancora la Kame che recupera questo pallone. Tiago Grippi, lo smista sulla destra, poi la Kame con Azzoni e poi pallone alto che finisce tranquillamente tra le braccia di Dalcin. Ciano, bello il dribbling da parte di Romano, che guadagna anche questa rimessa laterale. A 3 minuti e 17 entriamo nella zona più importante della partita, quella dove spesso e volentieri può succedere di tutto. C'è il mantenimento di palla di Cannabarro con il pallone che viene rimesso in gioco dallo stesso numero 87 lungo il rilancio. Il colpo di testa, attenzione, ha cercato di saltarlo Tiago Grippi. Se ci fosse riuscito si sarebbe presentato da solo davanti al portiere avversario. Intanto il pallone è stato rimesso in gioco, non ancora qualche istante, non capiamo cosa
sia successo e probabilmente è stato messo dal portiere fuori per consentire ad un giocatore di sistemarsi lo scarpino o qualche problema fisico. Pallone che arriva tra le mani di Dalcin. Romano, attenzione che il pallone arriva a Ciano, recuperato però da Giappa, non ci pensa due volte, piuttosto di essere pressato la Kame mette il pallone fuori a 2 minuti e 36. Ci prova di sinistro Danichino, trova ancora la posizione da parte della linea difensiva della Kame, con la rimessa in gioco ancora per Romano. Parte il conteggio, poi parte il tiro con il pallone che finisce fuori ed è Romano che concede la sfera ovviamente a Pietrangelo perché l'estremo difensore la possa rimettere in moto. La chiusura questa volta all'interno della metacampo della Feldi, vediamo cosa riuscirà a fare in questa occasione con questo possesso di palla la Kame. Murillo ancora per Belsito, all'indietro per il numero 21 Tiago Grippi. Murillo si fa vedere Azzoni, Belsito, la chiusura su Murillo, può ripartire Danichino, ancora Romano, si libera di un avversario, dai là per questa azione, 2 avversari su Danichino e quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo con le mani, l'anticipo su Giappo, poi il colpo di testa all'indietro verso Dalcin. Lungo il rilancio, attenzione perché c'è la possibilità del gol, no, sembrava quasi, aveva dato la sensazione del gol, forse c'era un fallo reclamato dai giocatori della Feldi. Intanto c'è un rosso, attenzione, un rosso per Romano, attenzione, un rosso per Romano che aveva protestato evidentemente fuori dalla nostra ripresa in maniera troppo energica nei riguardi dell'arbitro Giulio Colombin, aveva dato quasi la visione del gol, invece si trattavano non tanto di festeggiamenti ma di proteste da parte dei giocatori della formazione della Feldi e il capitano ora è costretto a lasciare la sua squadra con un uomo in meno. Vediamo praticamente a quanti minuti dal termine, a 1:43, però diciamo pure, vediamo che sta cercando di capire dove uscire il capitano. Non abbiamo capito cosa stia succedendo. Non essendo nella solita postazione, purtroppo non vi so dare indicazioni su quello che sta accadendo in campo. Comunque ci sarà un calcio. Non era Romano l'espulso. Non abbiamo allora capito onestamente cosa sia successo. Ci dispiace. No, praticamente avevano tirato su il cartellino rosso, avete visto anche voi, però come vedo insomma sono tutti i giocatori in campo da una parte e dall'altra, e intanto proprio Romano aveva provato a pizzicare il pallone verso il secondo palo con la punta per cercare di superare Pietrangelo. Non abbiamo capito onestamente cosa sia successo in quel frangente in cui abbiamo visto estrarre il cartellino rosso. Di solito siamo posizionati vicino al crono, che ora vedete inquadrato perché c'è il time out che è stato richiesto. Vediamo a quanto dal termine.
a 1,25. Tanto vediamo inquadrato Silvio Roscia che sta dando indicazioni ai propri giocatori in campo. Attualmente oltre a Pietrangelo ci sono Belsito, Tiago Grippi, Giappa e Murillo che riprendono la partita. Vediamo se ci sarà l'indicazione allora a questo punto del portiere di movimento. Non vediamo se è così, non mi pare. Comunque intanto c'è Murillo. Sarebbe comunque tutto sommato un buon pareggio, almeno per quello che si è visto da parte della Came. Infatti c'è il portiere di movimento con Ugherani. Come avevamo preannunciato, spesso e volentieri la formazione della Came utilizza questo schema anche e soprattutto per quello che è, diciamo, l'aspetto difensivo del mantenimento del punteggio. Dovremmo essere forse sotto ormai i 60 secondi. Mantenimento 30 secondi, infatti credo che l'obiettivo da parte della Came sia quello di mantenere il risultato conseguito sino ad ora, con il risultato di 2-2. Mancano pochi secondi, vedremo se addirittura potrebbe arrivare l'azzardo di provare il tiro, e infatti è così, c'è un rimpallo che comunque favorisce la formazione di casa. Mancano davvero pochi secondi al termine, 9 secondi, quindi credo insomma che si possa dire che la partita è finita qui. Non c'è nessun tentativo da parte e infatti arriva il finale. Arriva il finale, giocatori della Feldi Eboli che si buttano a terra. È stata una partita davvero intensa tra due formazioni che sicuramente diranno la loro in questo campionato. Una partita molto coraggiosa, molto bella, giocata dalla Feldi Eboli, ma altrettanto possiamo dire anche dalla Came, che proprio sul finire del primo tempo era riuscita a passare dallo 0-1 al 2-1, ma ad inizio ripresa è stata la volta della Feldi Eboli a trovare il gol del definitivo pareggio, risultato sul 2-2. Ci scusiamo per quello che sono stati i problemi tecnici durante il primo tempo con l'audio e abbiamo cercato insomma di offrirvi una telecronaca il più possibile e migliore durante la ripresa. Da parte di Andrea Martucci è tutto, ed a risentirci al prossimo match casalingo che si giocherà martedì 24 novembre alle ore 20, quando ci sarà davvero un interessante Came Dosson, acqua e sapone. È davvero tutto, alla prossima.